Lech Wałęsa, il leader di Solidarność, parla della deriva autoritaria della Polonia e del futuro dell'Europa. L'ambasciatore Sergio Romano tratteggia un ritratto politico e ideologico di Vladimir Putin. In Svizzera, lontano dai riflettori, le trattative per la riunificazione di Cipro sono a un passo dalla conclusione. Grande successo per il Trieste Film Festival che premia Monica Bellucci in versione balcanica. Il revisionismo del governo polacco ha provocato il trasferimento a Firenze del memoriale italiano di Auschwitz. Lech Wałęsa è ormai un monumento della storia polacca ed europea. Alla fine degli anni 70 guidò gli scioperi nei cantieri navali di Danzica. Alla testa del sindacato Solidarność costrinse il governo comunista ad accettare le richieste operaie. Era il settembre del 1980. 9 anni dopo crollò la cortina di ferro aprendo nuove prospettive all'Europa. Un'Europa che oggi l'ex leader sindacale, ex presidente della Repubblica, premio Nobel per la pace, vede incerta e indecisa. Siamo in un periodo di passaggio, la vecchia Costituzione europea sta crollando e un nuovo assetto non si è ancora trovato. Continuiamo a discutere, ma siccome questa discussione dura troppo a lungo e non si arriva a prendere alcuna decisione, gli Stati, e così la Polonia, cercano soluzioni nazionali, guardando ora a destra, ora a sinistra. Rifondare l'Europa è necessario, dice Wałęsa, lo stallo è pericoloso. Serve una nuova Costituzione, ma breve e condivisa realmente da tutti i paesi, oppure qualcosa come 10 comandamenti laici per l'Europa. Danzica è una città dinamica, ha una grande tradizione di scambi e commerci e uno spirito imprenditoriale notevole, ma a differenza di altre città europee e come molte città polacche ha pochi immigrati. E la vera migrazione deve ancora iniziare, dice l'ex sindacalista. Abbiamo aperto le frontiere e sono arrivati gli immigrati, ma dobbiamo anche chiederci cosa succederà quando arriveranno masse di immigrati dalla Cina e dall'India. Allora sì che avremo problemi. Questo non è che l'inizio e teniamo presente che l'immigrazione è una grande chance, ma anche un pericolo. I dlatego widząc te szanse, ale i niebezpieczeństwa. Migliaia di persone sono tornate nell'area dei cantieri navali a Danzica un anno fa per dare solidarietà a Wałęsa, accusato di avere collaborato con i servizi segreti del regime comunista negli anni 70. Bandiere polacche ed europee per ribadire la collocazione occidentale della Polonia. Quanto ai migranti, Wałęsa rilancia una proposta già conosciuta. Bisogna aiutare queste persone, questi bambini, queste famiglie che fuggono. Ma la maggior parte dei nostri sforzi e investimenti deve essere diretta a creare migliori condizioni di vita nei loro paesi. Le risorse che investiamo qui sarebbero molto più produttive se investite lì. Powoli zastanowimy się, co zrobić jutro, by rzeczywiście otworzyć kraje i Europę. Le immagini della Madonna di Częstochowa e del Papa polacco campeggiano ancora sui cancelli dei cantieri navali di Danzica. Solidarność e il suo leader si sono sempre richiamati al cattolicesimo. Accoglienza e carità sono un dovere per i fedeli, ma c'è anche la paura che i nuovi arrivi possano stravolgere equilibri così faticosamente raggiunti. È il momento di Vladimir Putin. Con l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il Cremlino spera di stemperare le tensioni con gli Stati Uniti. Mosca poi è riuscita a concordare con i paesi produttori di petrolio una politica efficace per fermare la caduta dei prezzi del greggio. Ad Astana, in Kazakhstan, sono iniziate le trattative di pace per la Siria. Trattative difficili, condotte con la mediazione di Russia, Turchia e Iran. Trattative che hanno però confermato il ruolo di superpotenza mondiale della Russia. In patria Putin è il padrone assoluto. Le opposizioni liberali, care all'Occidente, sono ridotte ai minimi termini.
L'ambasciatore Sergio Romano, uno dei massimi esperti di Russia in Italia, recentemente ha pubblicato una biografia di Vladimir Putin, biografia presentata anche agli studenti del MIP, la Scuola di Management Internazionale di Trieste. Ambasciatore Romano, come definire Vladimir Putin? Un nazionalista che crede nella Russia, nella continuità della storia russa, e per queste ragioni, e forse anche perché è uomo furbo, scaltro, ma certamente intelligente, è anche russo nel senso più religioso della parola. È un impeccabile devoto della Chiesa ortodossa. La sua devozione è sincera o è un calcolo politico? In generale le cose che si fanno meglio sono quelle in cui si crede e che sono convenienti al tempo stesso. Come definire la politica geostrategica di Putin? Ma il suo obiettivo, sin dal momento in cui è giunto al potere, era quello di restaurare qualcosa che lui riteneva illegittimamente perduto, vale a dire il ruolo della Russia nella politica internazionale. La Russia non è una modesta potenza regionale secondo Putin, è una potenza che guarda più lontano e ha responsabilità più mondiali, ed è questo che lui voleva fare e in gran parte ci è riuscito. L'Occidente, l'establishment dell'Occidente, sia in Europa sia negli Stati Uniti, ha sottovalutato sia la Russia sia Putin. L'America ha creduto di averla vinta la guerra fredda e avendola vinta riteneva di poter fare nel mondo ciò che più lei riteneva giusto e conveniente al tempo stesso. È un errore perché non fu vinta dall'America la guerra fredda, non fu vinta dall'Occidente. La Russia perdette, piuttosto l'Unione Sovietica perdette la guerra fredda, ma per colpa sua. In un certo senso fu una sorta di suicidio. La Crimea. Putin rivendica il diritto degli abitanti della penisola all'autodeterminazione, mentre l'Occidente rivendica il principio dell'integrità dei confini. Come coniugare questi due principi? Credo che per la questione della Crimea non vi siano altre soluzioni fuorché la conferma di quello che è accaduto. Credo che se Putin sia pronto ad abbandonare quegli interventi nel Donetsk, quello sì, credo che sia disposto a farlo non appena il clima sarà migliorato e l'Occidente darà prova di maggiore spirito di collaborazione, ma non rinuncerà alla Crimea. Le sanzioni? Le sanzioni non funzionano mai. La cosa paradossale è che fanno male un po' a tutti. L'obiettivo desiderato non viene quasi mai raggiunto. Quindi anche quando sono state adottate in uno spirito punitivo in particolare, finiscono addirittura per realizzare l'obiettivo opposto, cioè creare un sentimento di nazionalismo frustrato nei popoli che sono stati colpiti dalle sanzioni. Grande commozione e lutto nazionale in Ungheria per il tremendo incidente del pullman sulla A4 a Verona, in cui sono morte 16 persone, quasi tutti studenti del liceo classico di Budapest, che ritornavano in patria dopo una gita sulla neve in Francia. Grande il rispetto soprattutto per il professore di educazione fisica Georgi Vig e di sua moglie Erika, che nell'incidente hanno perso 2 figli. Molti dei sopravvissuti al rogo devono la vita a Vig, che, malgrado il pericolo e le fiamme, è più volte entrato nel pullman per tirare fuori, ad una, molte persone. Sia la polizia italiana sia quella magiara stanno indagando sulle cause dell'incidente. Gli inquirenti di Budapest cercano informazioni sulle condizioni tecniche del bus al momento della partenza dall'Ungheria e hanno sequestrato, nella sede del noleggiatore, la documentazione al riguardo. Sono entrati nella seconda fase i colloqui di pace per la riunificazione di Cipro, 20 mesi di incontri, di cui gli ultimi sul neutrale territorio svizzero, a fare da garanti Grecia, Turchia e Regno Unito, l'Europa invece con il ruolo di osservatrice. Un'isola divisa in due da 43 anni, ad ovest la Repubblica di Cipro, membro dell'Unione Europea, dall'altra sul versante meridionale la Repubblica Turca di Cipro Nord, riconosciuta solo da Ankara. In mezzo una zona a cuscinetto presidiata dall'ONU che taglia a metà anche la capitale Nicosia. Nell'isola di Afrodite più di una volta si è sfiorato l'accordo, ma questa volta i negoziati, nonostante i reciproci veti, fanno sperare in risultati migliori.
Sicurezza e garanzie sono i due temi chiave su cui nessuna delle due parti sembra voler arretrare. La Turchia, che punterebbe a mantenere sull'isola i 30.000 soldati inviati ad Ankara sin dall'occupazione, per Erdogan impossibile solo pensarlo, a meno che il ritiro non sia reciproco. Dall'altra la Grecia, che sul capitolo della proprietà chiede agli occupanti di restituire le case che i greci ciprioti dovettero abbandonare. Annessa c'è la questione dei confini e dei limiti amministrativi, delle mappe al momento ancora segrete, con cui rivendicano ognuno per sé pezzi di territorio. Nonostante tutto, la comunità internazionale confida nella riunificazione. Questa volta potrebbe essere quella buona. A capo delle repubbliche ci sono due presidenti con molti punti in comune: il turco cipriota Mustafa Ancici e il greco cipriota Nikos Anastasiades, entrambi di radici democratiche, condividono età e città di nascita, intenzionati entrambi a far cambiare il corso della storia in quella piccola isola del Mediterraneo. Crocevia tra Turchia, Israele, Siria per 2/3 nell'Unione Europea, con 2 basi navali inglesi, e dove pochi anni fa sono stati ritrovati notevoli giacimenti di gas naturale, valore 100 miliardi di euro. Stati Uniti e ONU spingono per la risoluzione del conflitto cipriota. Nell'ultimo colloquio a Ginevra con i due protagonisti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto più che ottimista. Non siamo alla ricerca di una soluzione rapida, siamo alla ricerca di una soluzione solida e sostenibile per Cipro e le sue comunità. Stiamo lavorando duramente ad un accordo che affronti le questioni centrali già discusse da tempo in relazione al territorio, ai beni e in relazione ai rapporti con l'Unione Europea, anche alla politica estera. Siamo molto vicini alla creazione di una istituzione federale bizonale. Se si faranno quei passi indietro per farne in avanti a favore della riunificazione e della pace, ci sarà un altro traguardo da affrontare, quello del referendum popolare. I greco-ciprioti e i turco-ciprioti nello stesso giorno dovranno votare se accettare o rifiutare la decisione raggiunta dai paesi garanti. C'è sempre più attenzione verso il cinema dell'Est Europa. 117 film e 9 giorni di proiezione per una rassegna che per la 28esima volta ha spalancato le finestre sulla produzione cinematografica dell'Europa centro-orientale. Trieste Film Festival, codiretto quest'anno da Nicoletta Romeo e Fabrizio Grosoli. La cosa importante è che appunto questi film si vedono sempre più spesso nelle sale cinematografiche. Ci sono, anzi vorrei dire, c'è una certa tendenza ad andare a cercarli sempre di più. Una selezione del meglio delle produzioni dei paesi dell'Est Europa che anche attraverso il cinema raccontano i cambiamenti politici, geografici, sociologici avvenuti in quell'area. È un film che parla di una coppia che si ritrova. Ritrovarsi è sempre bello, ogni tanto vale la pena di lavorare, di fare la tua lotta per ritrovarsi. E il film parla di questo, di ritrovarsi. Sì, ma come in Italia? No, però sono spartito, sta terminato. Ritrovarsi nel caso del regista rumeno Cătălin Mitulescu, ritornare al Trieste Film Festival tra i protagonisti del Focus che quest'anno è stato dedicato al cinema rumeno. Cinematografia pulsante, molto feconda, che trova il suo esplicarsi soprattutto nel realismo. Cinema che è da anni una realtà conclamata, consacrato ai festival internazionali attraverso i due grandi nomi, Cristian Mungiu e Cristi Puiu, e che a Trieste già da alcuni anni trova una delle vetrine più complete. Si parla di Nouvelle Vague rumena, però anche del neorealismo rumeno. Mi sa che è una cosa normale che una generazione ha iniziato a fare dei film con tante storie forti, perché il comunismo ci ha dato veramente un'esperienza forte,
Poi queste storie sono belle da vedere qua, belle da vedere in Francia, dappertutto, perché è un'esperienza umana che diventa universale, forte. Diciamo che c'è questa tendenza tipica del cinema europeo in generale verso il reale. I confini tra fiction e documentario sono sempre più labili e quindi i film di fiction hanno sempre più elementi del documentario e viceversa i documentari stanno diventando sempre più narrativi. Lungometraggi di fiction ispirati dai fatti di cronaca, come il film vincitore del festival di Karlovy Vary Nočno življenje Nightlife del regista sloveno Damian Kozulé, ai tanti documentari, ai quali è dedicato anche un premio speciale che porta un nome speciale, Corso Salani. Poi gli omaggi al giorno della memoria con Ein deutsches Leben, cioè la drammatica testimonianza della segretaria di Goebbels. E ancora l'omaggio a Vitali Mansky o a József Kudelka, il fotografo della primavera di Praga. Penso che da un certo punto di vista i festival siano sempre più importanti perché sono il momento in cui effettivamente c'è una prima verifica della possibile popolarità di questi film, del possibile successo, e direi di più, festival come questo, come il Trieste Film Festival, mi permetto di dirlo anche se forse è una cosa un po' presuntuosa, danno un marchio di qualità. Per 31 anni, dal 1980, il Memoriale Italiano di Auschwitz aveva ricordato ai visitatori i nostri connazionali caduti nei campi di sterminio nazisti. Fino al 2011, quando le autorità polacche bloccarono l'accesso al pubblico. Motivazione ufficiale: si trattava di arte e non di un'installazione storico-didattica. Cominciò così una trattativa con la proprietà dell'opera, l'Associazione degli ex deportati. Il governo polacco ha adottato una nuova legge secondo la quale venivano messi al bando tutti i simboli che si rifacevano all'ideologia nazista e comunista. Il nostro memoriale, che è figlio della storia dell'ANED e della resistenza italiana, conteneva alcune immagini che si rifacevano proprio alla nostra storia, quindi le bandiere dei partigiani, la faccia di Antonio Gramsci, il simbolo della falce e il martello. Ed è stata proprio questa simbologia che ha fatto sì che quest'opera d'arte venisse messa appunto fuori legge. Frutto della collaborazione di architetti e artisti, tra cui Primo Levi, Pupino Samonà e Luigi Nono, una spirale metallica ad elica rivestita di tele dipinte che il visitatore attraversava come un tunnel. Ascoltando la composizione di Nono, ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz. Nel 2015, a fine 2015, ci è stato proprio chiesto di spostare l'opera, quindi uno sfratto esecutivo, altrimenti sarebbe stata messa in un magazzino, insomma, praticamente sarebbe andata distrutta. È intervenuta una squadra di tecnici del Ministero dei Beni Culturali che ha mappato e smontato l'opera. I vari pezzi, tutti numerati, sono ora all'Ex 3, uno spazio nel quartiere fiorentino di Gavinana, nato per ospitare l'arte contemporanea. A prendersene cura per il restauro e il rimontaggio l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Stiamo studiando uno di questi rotoli che è stato trasportato presso il laboratorio della Fortezza per capire i problemi conservativi ai quali andremo incontro e ai quali congiuntamente i due istituti di restauro, quello fiorentino e quello romano, dovranno provvedere in modo da rendere possibile in piena sicurezza il rimontaggio di questo che è un capolavoro straordinario dell'arte contemporanea. Due gli obiettivi del restauro: la durata nel tempo dei materiali costitutivi e consentire la corretta lettura dei valori espressivi che l'opera ha dentro di sé. L'intenzione di creare un vero e proprio sito multifunzionale dove la parte centrale sarà quella della visita, dell'esperienza del memoriale, progettato per Auschwitz e oggi portato qui a Firenze, ma oltre all'esperienza del memoriale ci sarà anche la costituzione di un luogo multifunzionale, di un luogo di studio, di un luogo di dibattito e di confronto sui temi della memoria e della deportazione.
Il nuovo polo sarà finanziato dalla Regione Toscana con 2 milioni di euro. La Regione Toscana ha una storia importante nei percorsi della memoria, basti vedere che proprio in questi giorni ci sono quasi 600 ragazzi di oltre 120 scuole che sul treno della memoria, quindi è un lavoro continuo, costante. L'opera tornerà visitabile nel suo nuovo spazio fiorentino probabilmente entro il 2019. E più ci allontaniamo dalla Seconda Guerra Mondiale, più abbiamo il dovere e la necessità di ricordare e di tramandare ai giovani questo messaggio importantissimo.